Veneto le vacanze cominciano in fattoria e mentre manca pochissimo all'ultima campanella è già partita la corsa alle settimane verdi. Fra galline, caprette, orti e laboratori all'aria aperta sono sempre di più le famiglie che scelgono le fattorie didattiche per far vivere ai bambini un'estate diversa. Il Veneto si conferma la prima regione d'Italia per numero di fattorie didattiche. Sono ben 482 le aziende agricole che oggi, accanto alla produzione, offrono esperienze educative e sociali a misura di bambino. Secondo Coldiretti e Campagna Amica, sono circa 1.600.000 i genitori italiani pronti ad iscrivere i figli ai campus estivi in campagna. Un modo per conciliare lavoro e famiglia, ma soprattutto per regalare ai più piccoli belle giornate a contatto con la natura, lontano da cellulari e videogiochi. Qui siamo a Vita da Lumaca, a Campo San Martino nel Padovano, dove i bambini imparano divertendosi. C'è chi raccoglie le uova nel pollaio, chi dà da mangiare agli animali e chi condivide persino il proprio panino con le caprette. Noi come azienda agricola abbiamo la possibilità di essere anche fattoria didattica, da 4 anni operiamo con i bambini, con le famiglie tutte le volte che le scuole sono chiuse. Tra poco, tra un mese, abbiamo le porte aperte di nuovo per le famiglie e i bambini per le settimane verdi dove si potranno creare laboratori con i prodotti agricoli toccando con terra le filiere agroalimentari. Cosa sono settimane verdi in azienda agricola? Nel nostro caso c'è il lavandetto, ci sono le chiocciole, gli animali, tutto quello che può servire per far divertire i bimbi nel mondo agricolo, sotto gli alberi, al fresco e con tanto divertimento. Le settimane verdi qui significano mani nella terra, laboratori con prodotti agricoli, giochi sotto gli alberi e tanta libertà. Un'esperienza che piace ai bambini, ma che convince sempre di più anche i genitori. Per noi questa realtà è molto importante in quanto, a differenza magari di qualche anno fa che c'erano queste realtà anche nelle vicinanze di casa, adesso i bambini sono molto costretti all'interno, invece il fatto di venire qui in fattoria gli permette di conoscere la libertà, anche la cura degli animali da cortile e hanno un sacco di attività che gli aprono la mente. Mangiano un sacco di merende sane qui dalla Maria, fanno un sacco di attività, si divertono tantissimo, si sporcano tantissimo, che è la cosa che preferiscono, e quindi è davvero una grande opportunità che le fattorie possano aprire le porte e dare modo ai bambini di essere liberi e di poter conoscere anche gli animali. Poi qui c'è anche un bellissimo labirinto di lavanda dove loro si divertono un sacco a correre. E davvero sono delle attività, a mio avviso, fondamentali per la loro crescita e per la loro conoscenza. Tra merende genuine, corse nel labirinto di lavanda e vestiti che tornano a casa inevitabilmente sporchi di terra, il vero lusso sembra essere proprio questo: poter crescere all'aria aperta. Oggi siamo qui a Vita da Lumaca, dalla signora Maria, e mi piaceva testimoniare l'importanza di questi spazi, di questo centro in cui possiamo appoggiare, tra virgolette, i nostri figli alla fine dell'anno scolastico, la settimana verde, e anche in tutti i ponti, in tutte le feste che qui in Italia non mancano mai, ed è un punto molto importante perché noi ci sentiamo tranquilli, i bambini recuperano il rapporto con la natura che a volte manca durante l'anno e quindi siamo molto soddisfatti di queste esperienze. E nelle fattorie didattiche non ci sono soltanto giochi e animali, molte realtà propongono anche attività inclusive, percorsi ambientali e laboratori per insegnare ai più piccoli il valore del cibo, delle stagioni e del rispetto per la natura. Perché oggi, tra una carezza a un coniglio e una corsa nei prati, la lezione più importante si impara fuori dall'aula, ed è una lezione che profuma piacevolmente di campagna.